Jekyll e Hyde è un musical del 1990 liberamente ispirato al romanzo del 1886 Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Originariamente era stato concepito per il palcoscenico da Frank Wildhorn e Steve Coogan. Loro, in collaborazione con Lazy Bricussy, scrissero il libretto. Le musiche furono composte da Frank Wildhorn. Dopo una prima mondiale a Houston, in Texas, il musical intraprese un tour nazionale degli Stati Uniti prima del suo debutto a Broadway nel 1997. Da allora sono state messe in scena molte produzioni internazionali in varie lingue e una versione strumentale, la suite. Wildhorn e Coogan avevano scritto la colonna sonora di un ipotetico film alla fine degli anni '80, realizzando una registrazione demo nel 1986 con Chuck Wagner, Christopher Carothers, Tuesday Knight e Gillian Gallant, ma a Broadway non fu prodotta per mancanza di fondi. Tuttavia fu realizzata una registrazione concettuale con Con Wilkinson nei panni di Jekyll Hyde e Linda Adair in quelli di Lucy Harris e Lisa Corriu. È stato successivamente riscritto da Wildhorn e Lazy Bricussy, annunciando una produzione la cui prima mondiale sarebbe stata nel 1990 a Houston, Texas. Jekyll e Hyde fu presentato per la prima volta all'Alley Theatre di Houston nel maggio 1990, dove batté i record al botteghino, registrando il tutto esaurito e ottenendo il plauso della critica. Chuck Wagner interpretò i ruoli principali, con Rebecca Spencer nel ruolo di Emma Corriu, che all'epoca si chiamava Lisa, e Linda Adair nel ruolo di Lucy. Gregory Boyd diresse la produzione. Dopo diverse rappresentazioni a Houston e dopo cambiamenti nel cast originale, il musical è debuttato a Broadway al Gerard Schoenfeld Theatre, all'epoca noto come Plymouth Theatre, il 21 marzo 1997. Il protagonista di Supercar e di Baywatch, David Hasselhoff, ha assunto il ruolo principale il 17 ottobre 2000. Il musical è andato in scena per quasi 4 anni ed è diventato lo spettacolo più longevo nella storia del Plymouth Theatre, chiudendo dopo 1543 repliche regolari il 7 gennaio 2001. Una registrazione con Hasselhoff compare di tanto in tanto su Rai Play ed è trasmessa nei canali televisivi Rai. Questa registrazione è stata realizzata dal vivo al Plymouth Theatre nel 2000 con il cast finale composto da David Hasselhoff nel ruolo di Jekyll Hyde, Colin Sexton nel ruolo di Lucy e Andrea Rivette nel ruolo di Emma. Questa è l'unica registrazione video ufficiale del musical nota. È stata pubblicata in DVD, Regione 1, nel 2001. Esiste anche una performance registrata professionalmente come demo per la versione DVD con Robbie Even nel ruolo del titolo ed è attualmente disponibile su YouTube. Il 21 gennaio 2013 è stato annunciato che Mike Medavoy, Rick Nisita e la sua società di produzione RP Media si erano assicurati i diritti per una versione cinematografica del musical. Secondo quanto riportato da New York Times, Wildhorn e Bricussy avrebbero dovuto avere un ruolo importante nel casting del film. Oltre a trovare un regista, i produttori speravano di far uscire il film entro il 2015. Nel marzo 2019 è stato annunciato che Alexander Dean Harris avrebbe scritto la sceneggiatura e prodotto il film attraverso la sua etichetta Lexicon con la Bluestone Entertainment
di Richard Saperstein, dopo che il tentativo di Medevoi e Nisita è fallito. Il 19 maggio 2019, Dean Laris ha annunciato che la sceneggiatura era stata completata e che lui e i produttori hanno iniziato a negoziare con gli studios. Speravano di iniziare le riprese nell'autunno del 2020, ma il progetto è stato messo in pausa a causa della pandemia di Covid-19. Please, Dr. Jekyll's case is of particular interest to me, as you all know. Let us therefore